Ciao Giuseppe. Ciao Alberto. Allora Giuseppe, tu sei in cerca della donna ideale, in cerca dell'anima gemella. Sì. A che genere di donna siamo interessati noi? Che genere di donna ti piace? Ma mi piace una ragazza bionda, carina, simpatica, educata, sa comprendere, sa capire tutte queste cose, tutto questo complesso di insieme di cose praticamente. Esatto. Quanto tempo è che tu sei single? Ma si può dire da una vita praticamente. Non sei mai stato fidanzato? E le storie d'amore le hai avute magari passeggere, non so, sei stato con qualche donna oppure Sì. sei completamente intatto? Ho avuto che storia d'amore l'ho avuto. L'hai avuto qualcuno? Anche passeggera magari che è durata poco? Anche passeggera che è durata poco l'ho avuto. Perché allora fino ad oggi tu non hai potuto incontrare la donna giusta, la donna magari che potesse insomma crearsi un futuro insieme a te, perché non hai mai trovato comprensione nell'altro sesso, giusto? Sì. Che cos'è che ti conquista di una donna? Cioè la vera cosa che vai guardando, oltre naturalmente all'aspetto fisico, che cos'è che ti conquista? Che cos'è che tu sei innamorato di una donna? La cosa che ti piace praticamente? Ma mi piace l'aspetto fisico prima di tutto. Cioè, deve essere come? Carina, simpatica, perché le ragazze che non mi piacciono non le voglio. Non ti attirano? Non mi attirano. Una cosa deve attirare per piacere, perché giustamente una cosa deve attirare. tutto deve funzionare, quindi automaticamente tutto deve funzionare. Esatto. Sì. Tu sei originario di Trapani? Sì, originario di Trapani. Tu lavori? Sì, alla provincia regionale di Trapani. Perfetto, hai un bel lavoro. Sì. La macchina ce l'hai? Sì, la macchina ce l'ho. Il motorino ce l'hai pure? Sì, quindi ti puoi spostare? Sì, posso spostare, sì. Dico, diciamo, quest'anima gemella la dovremmo cercare qua a Trapani stesso oppure va bene anche nelle zone limitrofe, cioè da Marsala, Mazzara, Santa Ninfa, cioè in tutta la provincia? Anche della provincia. Della provincia. L'importante insomma è che nel momento in cui tu la trovi la vai a trovare, giusto? Sì, la vado a trovare. Esatto. Sì. E invece ora parliamo dell'età. Tu hai 39 anni, quindi partiamo da una base, cioè da che base dobbiamo partire per arrivare a un massimo? Sì. Ma sarebbe la mia età, solo 39 anni. Cioè per andare a un massimo di? 45 a salire. Quindi partiamo dai 35? Sì, andiamo ai 35? Quindi facciamo dai 35 fino ai 45, massimo 50. Perché ci sono donne anche a 50 anni che si mantengono bene. Sì, giusto? Dato che tu sei un amante dell'aspetto fisico, ti piace la donna bella, la donna insomma che è sicura, è giusto? Sì. Anche la donna a 50 anni, l'importante insomma che si deve presentare bene. Sì. Esatto. Questa donna dovrebbe lavorare o non ha importanza? Sì, non ha importanza. Perché lavori tu? No, che lavoro quindi io. la puoi mantenere tu. Posso mantenere, esatto. Sì. Se questa donna ha avuto qualche storia d'amore passata, per te fa niente? Cioè l'accetti lo stesso? Sì, o la vuoi completamente signorina? Va. L'accetto lo stesso. L'accetti lo stesso, quindi anche se divorziata, separata, anche se ha figli l'accetti lo stesso? No, se ha figli no. Figli no. Quindi deve essere single. Anche se ha avuto un brutto passato per te non ha importanza. L'importante però che sia single. Tu la casa ce l'hai? Sì, la casa ce l'ho. Quindi diciamo una volta che tu trovi l'anima gemella te la puoi portare a casa tua, quindi problemi non ne hai. Sì. Giusto? Sì. Va bene. Giuseppe, l'ultima cosa, in questo momento ci sono le telespettatrici che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no, quelle donne che in questo momento stanno decidendo se chiamarti e farsi fidanzate con te. Vuoi dare un messaggio particolare rivolto a loro? Guarda la telecamera e di tutto quello che ti viene, vai. Prima di tutto un saluto grande a tutti quelli che mi stanno guardando, probabilmente mi stanno ascoltando probabilmente. E poi in bocca al lupo al mio fidanzamento. Continua. E poi non mi sento più niente da dire probabilmente. Perfetto, quindi se loro vogliono telefonarti possono chiamare al mio cellulare. Esatto. Per cui amiche telespettatrici, lo state guardando, Giuseppe, 39 anni di Trapani, va cercando la donna ideale. Giuseppe cerca una donna che parta dai 35 e arrivi massimo ai 50 anni, che sia una donna che si presenti bene, perché Giuseppe è interessato più che altro all'aspetto fisico. Il carattere è relativo, dico bene Giuseppe? L'importante è che si presenta bene fisicamente, dico bene? Sì. Per tutte quelle di voi che lo voressero incontrare personalmente non possono fare altro che chiamarlo al numero di cellulare che state vedendo in sovraimpressione, quello che state vedendo è il numero di Giuseppe personale, per cui ripeto, per tutte quelle di voi che lo vogliono contattare chiamino al numero che state vedendo in sovraimpressione. Dico bene Giuseppe? Sì. Perfetto, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Giuseppe Colcasi. Perfetto, ciao. Ciao.
Oh yeah.